Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Mattia, auguri a tutti coloro che portano questo nome splendido, nome dell'apostolo che ha sostituito Giuda Iscariota. Dopo quella dei santi Filippo e Giacomo, un'altra festa dedicata a un apostolo è stata fatta cadere appunto nel mese di maggio dal nuovo calendario della Chiesa Cattolica. È appunto quella di San Mattia.
Di questo apostolo, che non appartiene però al numero dei 12 primi discepoli di Gesù, si legge: molto dotto nella legge del Signore, prudente nell'animo, acuto nella spiegazione della Sacra Scrittura, provvido nel dare consigli, gradevole nella predicazione, operatore di miracoli, testimone del risorto. Elevò le mani al cielo e rese lo spirito. Questo è l'elogio scritto su una lapide della cattedrale di Treviri in Germania, la cattedrale che vanta, insieme con la basilica romana di Santa Maria Maggiore, il possesso delle reliquie dell'apostolo Mattia. Mattia, il cui nome molto diffuso tra gli ebrei, vuol dire dono del Signore. Mattia però non apparteneva, come dicevamo, al numero dei primi apostoli che seguivano Gesù. Prende il posto lasciato vacante da Giuda, il discepolo traditore, e viene aggregato agli altri 11 dopo il giorno dell'ascensione del Signore. È scelto come 12° apostolo dai 120 compagni che formano la primissima Chiesa cristiana. Pietro, trovandosi nel cenacolo con gli apostoli, Maria e altri credenti, propone di riportare a 12 il numero degli apostoli, come era per volere del maestro, scegliendo tra i presenti uno che fosse stato con Gesù fin dall'inizio. La comunità presenta allora 2 candidati. Il primo era Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e il secondo era Mattia. La scelta, come sappiamo, cadde sul secondo. Una sosta in preghiera e una invocazione. Signore, tu che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi 2 hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. Poi che cosa succede? Avviene il sorteggio e la sorte cadde su Mattia, associato così al collegio dei 12 apostoli. Apostolo letteralmente significa inviato. Inviato per che cosa? Per rendere testimonianza della risurrezione. E la risurrezione è la base della nostra fede, la chiave di volta che regge il ponte della redenzione tra l'uomo e Dio, fra il tempo e l'eterno. Nel nome di Cristo risorto, gli apostoli convertiranno i popoli, battezzeranno i credenti, opereranno miracoli. Infatti, dopo il giorno della Pentecoste, la grande festa che cade sempre appunto 50 giorni dopo la Pasqua, nel mese di maggio, gli apostoli testimonieranno la risurrezione in tutti i paesi, chi in Grecia, chi a Roma, chi in Egitto, in Siria, eccetera. Fonderanno ovunque chiese, cioè comunità di credenti, nel risorto. Mattia aveva condiviso del resto la sequela al Cristo, è stato costantemente vicino a Gesù dall'inizio fino alla risurrezione, momento culminante della vita terrena del Redentore. Mattia aveva vissuto con gli 11 il miracolo della Pasqua e poteva a buon diritto annunciare Cristo al mondo. Non solo, ma Mattia avrebbe fatto parte di quella spedizione di 72 discepoli che Gesù aveva mandato a due davanti a sé per predicare in ogni città e luogo dove stava per recarsi, e che tornarono entusiasti dicendo: Signore, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E ricordate, Gesù gli risponde: non rallegratevi di questo, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. San Clemente Alessandrino riporta alcuni detti a lui attribuiti. Eccone uno, anzi ne riferisco qualcuno: ammira le cose presenti perché esse rivelano la grandezza di Dio, e ancora combattere contro la carne e sottometterla non accordandole alcun piacere illecito.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alle grida e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia nella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con la retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò a voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
vita concreta, proprio in ogni singola parrocchia, cioè nel luogo dove ogni cristiano vive quotidianamente. Ecco, in queste domeniche ci sono stati presentati diversi aspetti, questi denti della nostra Chiesa e quindi di ogni comunità parrocchiale. Oggi ne sottolineo altri due che sono fondamentali. Ecco, il primo è la missionarietà della Chiesa, cioè la missione, il compito dell'annuncio, come vuol dire annunciare la parola di Dio, è un compito primario fatto da Gesù prima di salire al cielo. Lo sentiremo anche domenica prossima, nella festa dell'assunzione di Gesù al cielo. Sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e nella Samaria, fino ai confini della terra. Atti degli Apostoli, capitolo 1. Il brano che abbiamo ascoltato oggi nella prima lettura ha parlato della missione nella Samaria, che è la parte centrale della Palestina. Ed è molto importante sottolineare questa missione della Samaria. Perché? Perché questa regione è stata sempre, nella storia ebraica, ai margini della tradizione religiosa. San Luca, allora, presentando e parlando, descrivendo di questa missione missionaria prima l'Apostolo Filippo, poi l'arrivo degli Apostoli Pietro e Giacomo, ecco, vuole annunciare questa uscita, per così dire, dai sacri limiti dell'ebraismo e della città santa di Gerusalemme, per annunciare appunto questa universalità della missione. Per noi il Vangelo propone un movimento a raggiungere tutti, a superare ogni confine, ogni limitazione, per incontrare ogni uomo, là dove lui vive, non più avere una salvezza riservata agli ebrei, agli abitanti della Palestina, ma tutti i popoli della terra. Ecco perché siamo anche noi qui oggi a celebrare questa missionalità della Chiesa, che ormai è sparsa in tutti i 5 continenti e è arrivata anche a prodursi da tanto tempo ormai. Ed è per questo che noi siamo qui, proprio perché la Chiesa fin dall'inizio ha risposto al mandato che Gesù aveva dato salendo al cielo, andando, annunciando in Romania, dove c'è Maria, in ogni parte del mondo. Ecco questo primo aspetto che ho voluto sottolineare, perché è stata la parola di Dio che ci ha parlato, soprattutto nella prima e nella seconda lettura. Ora desidero appunto aggiungere un secondo aspetto di questi tecniche della missione della Chiesa, di cui ci ha parlato soprattutto la seconda e il Santo Vangelo, cioè la trasformazione interiore degli apostoli. Perché ci dobbiamo chiedere chi ha provocato nei discepoli la forza della testimonianza. Sentiremo anche nella prima lettura il giorno di Pentecoste, da parte di Pietro, che poi diventerà la missione di tutti gli altri discepoli. Chi ha dato la forza a questi uomini di annunciare la parola di Dio e di morire quasi tutti martiri? Perché non dobbiamo dimenticare il tragico, fallimentare atteggiamento di questi apostoli durante l'ora della prova, durante cioè la passione di Cristo. Uno si uccide, Giuda, e gli altri non scappano tutti per paura di essere presi
mistero del Dio uno e trino, dove esiste liturgia che non faccia riferimento al Dio uno e trino, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, è stato il dono dello Spirito, Gesù l'aveva promesso. Siete duri a capire la mia parola, ma io vi manderò il mio Spirito, sarà lui ad aprire la vostra mente nella comprensione delle mie parole. Sarà lui a rendervi coraggiosi e forti nell'affrontare anche le prove della testimonianza. Ecco la risposta. Chi ha trasformato e chi può trasformare anche le nostre povere vite? Secondo lui, secondo lo Spirito Santo. E concludo con accennare anche a quel miracolo che avviene sempre per opera dello Spirito Santo in ogni celebrazione eucaristica, beata poco, nel momento della consacrazione, quando cioè io e tutte le messe che vengono celebrate oggi nel mondo, il sacerdote ovunque celebri, stende quelle mani sul calice, su quelle occhi e invoca lo Spirito Santo, Padre, manda su questo pane, su questo vino, il tuo Santo Spirito. Quello è il momento della vero cambiamento, di quel pane che diventa nella fede il corpo di Cristo, di quel vino che diventa nella fede il sangue di Cristo. E infatti i nostri fratelli ortodossi dell'est dell'Europa, dove è sviluppata gran parte dell'ortodossia, dicono che il vero momento della trasformazione è quello. Quando cioè il sacerdote, tendendo le mani sul calice e sul pane, pronuncia le parole che Gesù ha detto. Questo è il mio corpo. Ancora prima, appunto, loro dicono quando lo Spirito Santo sente. Ed è quello il momento della trasformazione. Ecco allora questi due aspetti evidenti della nostra Chiesa. Essere anche noi missionari delle nostre famiglie, i nostri rapporti umani, con l'aiuto che ci viene da là, con l'aiuto che ci viene dallo Spirito che ci è stato dato nel giorno del nostro battesimo e che ci è stato confermato nel giorno della nostra crescita. Che il Signore ci faccia scoprire sempre più questa forza vitale per renderci sempre più coraggiosi testimoni di Cristo in questo nostro mondo. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutto questo credo in un solo Signore Gesù Cristo, il genere, Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crucifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e è alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, profetto solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. dopo aver ascoltato la parola del Signore, eleviamo a Lui le nostre preghiere dicendo assieme: donaci, Signore, il tuo Spirito consolatore.
vive con il Padre e con ognuno di noi preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore, per coloro che non credono possano trovare nella nostra buona condotta una testimonianza autentica, serena e gioiosa di Cristo, unica, vera e certa speranza di vita, preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore, per tutte le mamme, la Vergine Maria, mamma delle mamme, conceda loro grazia di difendere sempre la vita contro la dilagante cultura di morte dei nostri tempi, preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore, per tutti noi. Siamo sempre pronti a rispondere con dolcezza e rispetto a chiunque ci domanda ragione della bella e sicura speranza che è in noi, preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore. Signore, che hai ascoltato questo nostro preghiere, ti chiediamo di esaudire, che vivi con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei il Signore dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane per la terra dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi giusto di vita eterna. Benedetto sei il Signore. Abbiamo ricevuto questo vino della vita dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi speranza di salvezza. Preghiamo per le sorelle, perché il nostro sacrificio sia bello. A Dio Padre Onnipotente, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. accogli Signore l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati con lo Spirito possiamo rispondere sempre venga l'opera della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito, Apri il nostro cuore, sono rivolta al Signore, rendiamo grazie al Signore. è cosa buona e giusta. Della vita della gioia pasquale, l'umanità è giunta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della sua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi giorni con l'effusione del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane del grande, lo spezzò dei suoi discepoli e disse: prendete, mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti che vi siano peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, annunciamo l'amore del Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. celebrando il memoriale della nostra Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza e compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per l'anima e corpo del Santo di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in solo corpo. Ricorda, Padre, la tua Chiesa della terra. Rendila perfetta nella comunione con nostro Padre Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale di Roma. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, anche di Levi e di altri, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestre Papa, San Luigi Schiavone, e tutti i santi che hanno detto di buon gradire. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore formati, al suo divino insegnamento odiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace in tutti i giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni provamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, dona unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, fede e salute. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace.
invitati alla mensa del Signore per l'agnello Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dici soltanto una parola e io sono. Domenica prossima la Santa Messa sarà celebrata alle 10:30 in onore appunto della Madonna della Salute per adempiere a quel voto che hanno fatto i vecchi di Porciusi. Sarà celebrata presieduta da un cappellano dell'ospedale di Udine. Oggi è la festa delle mamme, quindi tanti auguri, ecco, alle mamme presenti e le assenti. Come accennavo nel foglio che dopo ieri sarebbero state esaminate quelle due cassette, così è stato un professore che è venuto dall'Aquila e non è come si sperava, cioè una cassetta conteneva ossa maschili e l'altra femminili, ma l'esperto ha detto dai 40 anni in su, quindi non è quella Teresa che è morta 25 anni. Allora resta aperta adesso la pista di Risano, che spero con settembre che si possa concludere. Speriamo che se no il signor Lamron Anselmo di lasciare questa Teresa nel silenzio come lo è stato fino ad oggi. Concluderemo la messa con il canto alla pagina 108 sui Monti Meristi, anche come segno di unione con Fatima, la cui festa è stata celebrata, devono ricordare, anche era chiuso ieri, 13 maggio.
certamente perché sia Fatima che Confucio hanno avuto la gioia e l'onore di vedere la Vergine Santa, e perché il canto aiuto che faremo è il canto che si fa a Fatima. È stato detto anche, non so se è stato udito, non so da chi, cambiando le parole, ma l'Ave Maria è quindi per Cristo nostro. Che ha un milioni di tanti piccolo paese di amici che hai aggiunto figlio del loro parere sia hanno figlio sia animali le nostre